Dopo aver fatto il pieno di pubblico con gli ultimi ospiti come Elisa Maino e Valeria Vedovatti, l'autunno letterario della Libreria Moderna di San Donà di Piave prosegue con Walter Veltroni, arrivato ieri sera per presentare il suo primo giallo, Assassinio a Villa Borghese, edito dalla Marsilio Editore. Walter Veltroni, già sindaco di Roma, da Roma parte il suo ultimo libro, un esordio nel giallo, un gruppo di imperfetti guidati da uno sconfitto. Come mai questa scelta di personaggi e cosa racconta questo libro? Ma il libro è il racconto di un commissario che viene nominato in un commissariato improbabile a Villa Borghese, dove di solito non succede mai niente, e viene nominato in compagnia di un gruppo di poliziotti stravaganti, e però improvvisamente a Villa Borghese cominciano a succedere delle cose e questo gruppo di persone strane riesce ad arrivare alla soluzione del problema. Ecco, la cosa che mi ha fatto più piacere, confermata anche stasera, è che le persone che hanno letto il giallo non avevano capito chi era l'assassino. Diciamo, a me le storie vengono per immagini, ecco, poi le immagini diventano parole, però sì, la storia, diciamo, l'ambiente intanto si presta, Villa Borghese è una specie di meraviglia interna alla città, nel cuore della città, ma silenziosa, piena di verde. Allora l'idea di far irrompere il sangue in questo verde, in questo silenzio mi piaceva, e anche l'idea che appunto il problema fosse risolto da questo commissario così malinconico e cercatore. Assassinio a Villa Borghese è il titolo del libro. La scelta della trama è partita proprio da questo luogo che le è rimasto nel cuore o da qualcos'altro? No, è partita da qui, è partita dall'idea di avere un luogo nel quale si immagina che non succeda niente. Ecco, è il contrasto che mi piaceva, così come mi piaceva un personaggio malinconico come Bonvino che diventasse un protagonista. Ecco. E quindi sì, le avventure del commissario Bonvino proseguiranno. E a proseguire saranno anche le presentazioni alla Moderna. Ospiti nelle prossime settimane, infatti, saranno Nicola Porro, martedì 3 dicembre, Donato Carrisi, giovedì 5 e Paolo Bonolis, venerdì 13 dicembre.